La madre e la sorella di una collaboratrice di giustizia sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dai loro colleghi di Milano. I provvedimenti sono stati notificati ad Angela Ferraro e Marina Pesce, rispettivamente madre e sorella di Giuseppina Pesce. Le accuse a carico delle due donne sono di far parte dell''ndrangheta, in particolare della cosca Pesce. Madre e sorella sono accusate infatti del reato di estorsione e di intestazioni fittizie di beni. I contrasti tra il capogruppo al Consiglio regionale dell'UDC, Alfonso Dattolo, approdano in tribunale. Lo stesso Dattolo infatti ha presentato una querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Benedetto Proto, per le affermazioni fatte da quest'ultimo nel corso di una conferenza stampa nelle scorse settimane. Ieri pomeriggio nel Museo della Presente di Rende, 50 volontari appartenenti a 23 associazioni aderenti alla protezione civile hanno ricevuto gli attestati del secondo corso del progetto pilota Emergenze diversamente abili. A premiare i volontari l'assessore alle politiche sociali della Regione Calabria, Francesco Antonio Stillitani. Brusco calo delle temperature, pioggia ed anche il ritorno della neve in Sila. In Calabria della scorsa notte sembra tornato l'inverno, con il calo della colonnina di mercurio che ha fatto registrare oltre 10 gradi in meno rispetto alle scorse giornate. Secondo le previsioni meteo, la situazione complessiva dovrebbe cominciare a migliorare già da domani.